Ciao amici e bentornati per questo 85esimo episodio in cui vediamo che i francesi stanno attaccando le forze nemiche superstiti. Piccio mi aveva consigliato di aiutarli in questo attacco, ma io ero più che altro preso dal recupero di manodopera, perciò ho diciamo difeso le Alpi senza procedere in un ulteriore attacco, anche perché come vedete la Russia ha ancora 90.000 uomini con una manodopera di 251.000 uomini, quindi non è affatto indebolita dalla precedente battaglia. E sto appunto sovrascrivendo l'audio perché come voi avete osservato c'è stato questo problema in cui è saltata l'impostazione e la voce era troppo bassa, o meglio in realtà la musica era troppo alta e quindi sovrastava la voce. Quindi beh, non so se in realtà probabilmente sarebbe stata anche una buona idea tentare da subito di invadere la Boemia in modo da farle annullare i trattati con gli elettori dell'impero. Questa era l'idea di Piccio. Io però, vedendo che non avevo manodopera, ho pensato che in realtà fosse un po' una follia attaccare come stavano facendo i francesi, visto anche che appunto ci sono 90.000 russi nascosti da qualche parte che potrebbero spuntare un momento all'altro. Intanto qui ci sono delle possibilità per quanto riguarda la tecnologia di migliorare, che però a quanto pare rimanderemo a dopo. Come vedete già qui ci sono dei rinforzi per i nostri nemici e i francesi sono lì a difendere, quindi qui ci potrebbe essere una battaglia interessante. Che sicuramente noi avremmo potuto magari influenzare se avessimo mandato in supporto delle truppe. Qui stavo controllando se ecco la Turingia, che è il miglior generale al nostro fianco, fosse effettivamente alla nostra parte o stesse combattendo una guerra a parte. Eccola qui. E partivamo con un vantaggio di morale ma uno svantaggio numerico. E ho notato nella battaglia che ci sono, nonostante il vantaggio del morale, noi avevamo parecchie perdite, quindi insomma finché non miglioreremo anche noi la tecnologia militare, è un po' rischioso fare delle battaglie così grandi, anche perché ci sono gravi perdite che possono presentarsi, quindi la manodopera scende molto rapidamente, benché noi ormai la recuperiamo anche con una certa rapidità. Qui sondavo un po' le possibilità di pace, ma solo per vedere che cosa succedeva. I nostri stati coloniali hanno ormai occupato il Canada castigliano, che dovrà essere restituito prima o poi alla provincia di Gonzaga. Qui c'è ancora... no, ho visto male. Per quanto riguarda il Brandeburgo dovremmo trovare un modo per soggiogarlo senza avere il casus belli, perché a quanto pare la scomunica non è bastata. E per ora quindi ci limitiamo a assediare queste province della Savoia e del Portogallo, mentre tentiamo di riformare un po' le nostre religioni, che sono diciamo un po' ammaccate dalla guerra che è durata ormai a lungo. Qui la battaglia è sul insomma filo del rasoio, perché la vittoria è più che mai incerta. Qui sarebbe stato utile provare a mandare delle nostre legioni in soccorso, perché poteva
significare magari non solo eventualmente vincere la battaglia, ma anche provare a inseguire magari i nemici sconfitti. Poi assediare tutta la Boemia sarebbe stato piuttosto difficile per fare una pace separata, però quantomeno avremmo avuto questo vantaggio. Qui il Portogallo ci fa offerte di pace assurde che ci costano 330 poteri diplomatico senza darci niente. Ci interessano moltissimo, guarda le pretese che avete, che non potrete mai e poi mai rivendicare le province che avete. Ormai il Portogallo ha solo quelle 4 province, se non sbaglio, non ha più... non gli rimane più nessuna provincia al di fuori dell'Europa, se ricordo bene. Qui ci sono questi malefici protettorati, uno è nostro, ahimè, e uno però è della Spagna. Ma non è in guerra con noi, nonostante la Spagna sia in guerra con noi, perché i protettorati non sono delle alleanze. Io volevo dichiarare guerra, però non c'è un casus belli, non so bene perché. Probabilmente il casus belli ce l'avrà lo Stato coloniale, ma a quanto pare non hanno alcuna intenzione di fare guerra, sti Stati coloniali. E allora dichiariamo pure una crociata contro Abenaki per... insomma, trovare un casus belli per toglierla dall'orbita spagnola. Qui la battaglia perdura. Intanto noi conquistiamo Porto qua. Togliere il generale non so che senso potesse avere, ma almeno ci si libera momentaneamente. Infatti poi lo riassegno. Si poteva usare anche per altre missioni, ma qui era meglio insomma riunificare la legione iberica. Speravo che finisse a di Cuneo. Non è finito, però è finito con la Braganza. Abbiamo finito la colonia di Lagoabe e quindi ci si libera un colono. Il nostro obiettivo sarebbe andare a colonizzare l'isola settentrionale dell'arcipelago giapponese, però al momento è fuori dal range coloniale, a più di 1000, il nostro range è 700, quindi iniziamo insomma a colonizzare le Filippine, in modo che poi ci avvicineremo pian piano anche al Giappone, che miriamo a conquistare riuscendo a fare quello che non erano riusciti a fare i russi. In realtà volevamo conquistare la Corea, se non sbaglio, i russi, ma neanche quello gli è riuscito. Intanto i russi naturalmente hanno successo nelle nostre regioni sguarnite a oriente, ma questo non credo che possa avere un ruolo decisivo nella guerra. Qui, volendo riprendere le nostre tradizioni, invece iniziamo a produrre pesce anche a Salish in America occidentale, Nord America. La nostra colonia, che era stato un obiettivo colonizzare. Vediamo se riusciamo ad attaccare gli spagnoli in Andalusia. Allora, qui abbiamo vinto la battaglia. In realtà tutti stanno fuggendo in maniera più o meno disordinata, non saprei. Quindi abbiamo comunque riportato una vittoria, nonostante sia stata la nostra mancanza. Quindi diciamo che abbiamo evitato di perdere manodopera, senz'altro, però sarebbe opportuno magari attaccare le truppe fuggitive, cosa che non so se ho fatto. Vediamo. Qui abbiamo un bilancio come sempre positivo, nonostante i mercenari, che vabbè ormai sono attutiti dal nostro gettito miliardario.
si sono tutti fuggiti abbastanza lontano, c'era solo la Bavaria che non era molto lontana in realtà, ma a quanto pare non ci siamo affrettati ad attaccare le truppe bavaresi in rotta. Qui i nostri alleati stanno assediando anche la Bavaria. Vediamo cosa si potrebbe chiedere. Eventualmente si può liberare Augusta, che potrebbe essere il nostro obiettivo perché ci interessa l'indipendenza degli stati dell'impero. In quanto e poi per mantenere il modificatore dell'integrità imperiale sono fondamentali. Quindi andiamo anche noi verso la Bavaria. Qui abbiamo delle armate che probabilmente sono delle legioni sprovviste di artiglieria. I nostri amici francesi stanno un po' esagerando, chissà quanto attrito stanno soffrendo in questo momento. Qui evidentemente non avevo attaccato poi, se mi sono un attimo distratto. I nuovi governatori, sempre la solita storia qua. E vediamo se riusciamo a dichiarare guerra, però neanche in questo caso abbiamo il casus belli. È un po' strano perché abbiamo dichiarato la crociata e non avere il casus belli mi rimanda anche allo stesso problema che abbiamo avuto con le scomuniche. Però le crociate in genere non bisogna avere confine, quindi non si capisce bene perché non ho casus belli, se sia dovuto al fatto che loro sono un protettorato. Non è affatto chiaro. Il bello è che non posso neanche fabbricare rivendicazioni non avendo alcun confine io con quella provincia. Dovremmo inventare dei metodi assurdi, immagino. Qui il controllo della curia lo sappiamo ormai che sta diventando completamente italiano, finché probabilmente tra poco avremo solo cardinali italiani sia fuori sia dentro la curia. Qui non saprei proprio spiegare la situazione, perché nonostante la crociata lanciata a questo punto vanamente non si spiega. Probabilmente la soluzione migliore sarebbe fargli impedirgli di avere più questo stato coloniale. Cancellando scusate, il protettorato potremmo magari riguadagnare il casus belli, e quindi andrò verso questa strategia. Qui ormai gli assedi sembrano volgere alla fine, esatto. E pensavo appunto di dirigermi ormai verso l'Olanda. Poi intanto qui c'è una reggenza nel Commonwealth tra Polonia e Lituania, insomma, questo stato molto particolare che ha un nome inglese, chissà. Probabilmente in polacco avrebbe avuto un nome impronunciabile, però fa ridere che sia in inglese. Sì, appunto, il nostro obiettivo è anche liberare magari qualche stato dall'Olanda, oltre che dalla Bavaria, fare delle conquiste in Piemonte e liberare i protettorati spagnoli e portoghesi. Questa potrebbe essere il nostro modo di agire. Allora, intanto vedo che ci sono dei movimenti, truppe
bretoni e francesi, che sono impazziti in realtà. Bene, ecco, qui invece abbiamo attaccato le truppe andaluse, abbiamo temporeggiato un pochetto, quindi si sono accumulati diversi spagnoli, però sembra che la battaglia vada un po' bene. Loro non hanno artiglieria, però ci sovrastano per quanto riguarda la fanteria, quindi siamo un po' a rischio accerchiamento. Purtroppo 20.000 uomini in quest'epoca sono un po' pochi. Tanto abbiamo conquistato Cuneo e mandiamo anche queste truppe in Olanda. Qui come... Allora, beh, qui c'è la solita questione dei cardinali. Allora, qui siamo pressoché alla pari, ma abbiamo dei turni sfortunati. Qui soprattutto sono fortunati per la Spagna, e quindi siamo ormai alla fine. Questo è un turno fortunato, ma ormai siamo decisamente in ritirata, quindi ci tocca ritornare in Provenza. Abbiamo subito una brutta sconfitta, bisogna dire. Abbiamo perso forse un po' più uomini di quelli che hanno perso loro, e considerato che non abbiamo manodopera, questo è un po' problematico. Vediamo se riusciamo a conquistare pure la Savoia. No, questo no. No, non possiamo avere tutte queste fortune. Intanto di nuovo l'esercito boemo si è ripresentato. La conquista di Cuneo, era Cuneo, no? Se non ricordo male l'obiettivo della guerra, perciò la conquista di questa provincia ci dà più punteggio, però invece i nostri alleati francesi si sono fatti uccidere malamente. Qui ci sono delle truppe olandesi che potrebbero attaccarci perché hanno una parità numerica e sono provvisti ai generali, e questa è la loro flotta, una flotta potente che noi ambiremmo magari ad affondare per cancellare quella che, insomma, la potenza emergente, che è l'unica che sembra poterci eguagliare in quanto a flotta. Infatti la loro flotta è più numerosa, anche se conta un numero di galee leggermente inferiore, in realtà quasi pari, almeno rispetto alla nostra flotta principale, dato che le nostre flotte sono, come sapete, sparse per il mondo. Adesso facciamo un confronto tra gli ammiragli invece, perché quello olandese non è ottimo, però ha grandissima capacità di manovra. Il nostro è migliore per quanto riguarda la capacità di fuoco, ma peggiore per la manovra. Allora, qui abbiamo un altro scontro, però lasciamo anche questo, credo, da gestire ai francesi, perché si sono impelagati loro in questa avventura. Per fare delle azioni così in territorio nemico sono utili le difensive. È assurdo, ma almeno non so se ci sono state novità nelle patch nuove, ma fino di sicuro anche alla mia partita con Bisanzio, le idee difensive riducevano l'attrito, non solo ce lo aumentavano per i nemici che venivano nel nostro territorio, ma lo riducevano per noi che attaccavamo i nemici, quindi in quel senso erano idee offensive, potremmo dire, e permettevano quindi anche di attaccare con ingenti armate in territorio straniero. Invece senza quelle idee si perde davvero troppa manodopera, soprattutto in un momento del genere non è il caso.
Qui intanto stiamo tornando, ma dobbiamo mandare insomma dei rinforzi per evitare l'Andalusia cada. Tanto anche la Savoia qui, avete visto, è caduta. E intanto ci attaccano gli olandesi, ci attaccano, ma noi difenderemo. Purtroppo arriviamo con leggero ritardo perché non abbiamo, per fortuna abbiamo colto ma non subito, e quindi ci siamo persi 1000-2000 uomini. Devono aver avuto un primo turno davvero favorevole i nemici, perché il generale non era così notevole, ma ciononostante. Tra l'altro non avere un generale il fatto che noi non avessimo un generale avrà facilitato a loro di trovare insomma un terreno più favorevole allo scontro. Qui abbiamo sostituito invece il generale. Qui le truppe nemiche ci stanno ricacciando via in superiorità numerica rispetto ai francesi. Ecco, invece qua abbiamo vinto noi, ragazzi, e meritano di essere ormai per la loro impudenza inseguiti e distrutti, chiaramente. Probabilmente andranno fino ai limiti estremi, fuggiranno molto, si immagina. Esattamente. Portiamole direttamente lì. Qui varrebbe anche la pena di fermarsi. No, vabbè che siamo ricchi e quindi non serve più, però in passato si poteva saccheggiare. Ecco, qui hanno per fortuna trovato una maggiore resistenza invece, e probabilmente è il momento anche di dare il nostro contributo. Qui potremmo addirittura lasciare semplicemente no, ho cambiato idea, mi sono soffermato su quello che succedeva in Olanda. Allora, qui sta andando maluccio, se non agiamo in fretta. Esattamente. Allora, vediamo, qui abbiamo scarsa artiglieria. No, c'è l'artiglieria. C'è. Ne hanno più nemici, non so quante ce ne stia in seconda fila. Però sarebbe il caso di aiutare con armate più corpose. Esatto. Ma non è l'impressione evidentemente che ho avuto. Non lo so, vediamo un po' cosa faccio in realtà. Ecco, penso magari che è meglio reclutare qualche mercenario, vista la situazione di ulteriore difficoltà. Allora, qui speravo forse, ecco, di portare a termine il mese d'assedio prima di intervenire. E che è stata anche una decisione saggia a quanto pare, per poi, ecco, attaccare. Ecco, quindi si spiegava la mia attesa. Ho pensato magari meglio che si fiacchino tra loro e poi noi interveniamo quando la battaglia, cioè quando le truppe nemiche sono già esauste, e a quel punto faremo la differenza. Qui questi malefici naturalmente scappano. La nostra flotta intanto è arrivata. Ferdinando Chigi
in testa. Qui nonostante giungiamo, beh, a dire il vero il turno nemico è stato davvero notevole, quindi, però abbiamo avuto grandi perdite noi. Vabbè, qui non aveva senso, non ci interessa. Allora, bisogna cercare di non perdere l'Andalusia, mandiamo tutti i nostri uomini. Ormai siamo in vantaggio numerico. Abbiamo anche dei mercenari. E ci mettiamo a assediare Anversa. La flotta pare che voglia rimanere rinchiusa nel porto, evidentemente ci temono nonostante, dicono la flotta è tutto il nostro bene. Io mi chiedo come possano, avendo così poche province, gestire una simile flotta. Una domanda che sorge spontanea. Vediamo di mandare i nostri mercenari ormai dove servono di più, cioè in Spagna, perché qui come vedete, no, ci sono fasi alterne diciamo, però la vittoria è ormai certa. Se non ci fossero questi turni così favolosi dei nemici ogni tanto. Ok. Noi non abbiamo guadagnato quasi nulla di... Oh, abbiamo un leggero 98% di probabilità di vittoria. Allora, direi che questo... Vabbè, probabilmente c'erano già le mura brecciate e chissà quali incendi e calamità nella città, quindi avere un numero così grande di truppe ci ha favorito molto. Adesso vediamo di finire questi assedi della Bavaria per poi chiedere la liberazione di Augusta, che potremmo anche confina con noi, però appunto voglio mantenere un numero alto di stati dell'impero. Qui i francesi si stanno riorganizzando forse dopo lunga pena e anche fuga. L'assedio intanto in Andalusia prosegue senza che noi, se noi non interveniamo sarà molto dura. Qui vediamo finalmente delle truppe bavaresi ormai pronte a essere distrutte. Vediamo se non accettano ancora di cederci Augusta, non si sa. Purtroppo gli assedi svizzeri ci hanno tolto parecchio punteggio. Se fossimo stati noi a conquistare le province sarebbe stato tutto diverso, ma invece è stata la Svizzera a conquistare la capitale, perciò ecco che adesso ha fatto pace pure la Svizzera, riuscendo a conquistare Vaud in Piemonte. La Savoia, sti svizzeri. È un po' difficile. Io vorrei della Svizzera prendere solo la loro capitale, ma per prenderla non trovo altro modo se non conquistare tutta la Svizzera, cosa un po' assurda. Non riesco neanche a capire perché hanno la capitale nei Grigioni, sti pazzi. Qui possiamo appunto ritentare gli assedi. Sarebbe stato magari il caso di assaltare qualche città, ma purtroppo un assedio in mano francese non possiamo farlo. E qui siamo ormai vicini a un'altra dura battaglia. Forse ci conviene attendere anche le altre truppe di sostegno. Intanto anche qui l'assedio è lungo e faticoso, nonostante il nostro leader le capacità, i porti bloccati, ci vuole comunque tempo. L'artiglieria non basta, insomma, essere troppo rapidi comunque, soprattutto invece nelle province dove non abbiamo nemmeno grandi quantità di artiglieria o non abbiamo un leader, ci vorrà molto tempo.
Intanto il Portogallo sembra già disposto a fare delle concessioni. Insomma, sembra già disposto a cedere tutto quello che desideriamo da lui, per, per- per dire il vero, ma noi vogliamo farlo proprio soccombere completamente. Non abbiamo... Ui, Tanto sono stati fortunati gli spagnoli. Ma vogliamo insomma, dato che non abbiamo convenienza a chiudere subito la guerra, visto che durerà ancora un po', vogliamo farli soffrire, insomma, per essere entrati in guerra contro di noi. Intanto qui appunto l'Andalusia è caduta per grande fortuna degli spagnoli, perciò dovremo vedere di vendicare questo gesto. Qui come vedete l'assedio è francese, perciò non possiamo tentare l'assalto. Vediamo, hanno lasciato sguarnita la città, quindi come dire, hanno facilmente perso cioè il controllo, perché noi potremmo assaltarla facilmente. Allora, qui vediamo la situazione. Ora stiamo assediando completamente la Bavaria, però non abbiamo tutta l'artiglieria necessaria, perché ne abbiamo mandata in buona parte in Olanda. Intanto c'è anche delle ribellioni qua, come al solito. Ma per fortuna abbiamo ormai l'esercito in grado di respingerli. Tanto Bisanzio ha dichiarato l'indipendenza dagli ottomani. Nella provincia di Monastir, dove probabilmente ci sono monasteri, io credo, di fede ortodossa, e lì, diciamo, è scoppiata una ribellione che ha portato all'indipendenza diciamo, di una provincia bizantina. Che potrà cadere molto facilmente alle nostre mani. Ho visto che il livello tecnologico di Bisanzio è 12, non so, è rimasta davvero indietro. Insomma, non avrebbe neanche molto senso che continuasse ad esistere. Qui abbiamo anche un diplomatico libero, vedo. I nostri assedi procedono pian pianino con la dovuta calma. Vediamo magari di mettere sotto assedio anche queste altre province dove loro continuano a produrre esercito. E il diplomatico lo usiamo per migliorare le relazioni col nostro alleato, l'ANSA, guidata dalla nostra stessa dinastia, come sapete. Però al momento non c'è nessuna successione disputata. Qui il loro leader portoghese è un fenomeno che ci mette un po' in difficoltà, anche perché non volevamo in realtà perdere tutti questi uomini. Ma tutto sommato la preponderanza numerica ci consentirà sicuramente di vincere. Ecco, qui siamo stati i nostri alleati dell'ANSA sono stati assaltati dai boemi, quindi i boemi sono pericolosi e non mollano mai, soprattutto. E noi invece non abbiamo manodopera, nonostante ci siamo tenuti lontani dalle dispute più pericolose. Allora qui vediamo di assaltare la fortezza. Ok, siamo riusciti subito e questa volta non perdoneremo gli spagnoli. Ormai le nostre truppe sono giunte quasi interamente. Non so perché stiamo andando a corto, in effetti.
Intanto attaccano Ansbach e noi intendiamo condurli in questa trappola. Qui gli assedi procedono bene. Sono stati attaccati. Le perdite per ora coinvolgono entrambi gli schieramenti, cosa che avremmo preferito anche questa volta evitare, ma non tutto è possibile. Sono arrivati i soccorsi, quindi pian pianino dovremmo respingere un'altra volta i boemi. Abbiamo migliorato completamente le relazioni con Tripoli. E voi vi chiederete, ma perché abbiamo migliorato le relazioni con Tripoli? Non mi ricordo, non credo ci sia una ragione. Perché forse in futuro, ecco perché volevo vassalizzarli, quindi mi sono portato addirittura avanti. Qui i boemi scappano e lasciamoli scappare. 100 uomini. Qui purtroppo non rimane molto. L'Olanda concederebbe la sconfitta, ma non siamo assolutamente disposti ad accettare. Qui non ci eravamo un'altra volta accorti di un attacco sferrato questa volta dagli ungheresi, che sono potenti. In questa partita sono una potenza avanzata, contrariamente a quello che uno potrebbe pensare. E dovrebbero essere fiaccati, anche perché liberando gli stati che hanno impunemente conquistato sarebbero certamente ridimensionati, ecco. Qui i nostri amici sono in grave difficoltà, come vedete. L'unica è la Spagna, che non lo è, perciò ci vuole questo assedio rivolto anche alla loro capitale. La Boemia continua ad amarci, ma per amarci davvero dovrebbe smettere di essere l'imperatrice, l'imperatore, insomma. Miglioriamo persino qui. Ok, qui la Boemia fugge, c'è l'Ungheria, scusate, fugge. Avanti e indietro, tutte queste battaglie sanguinose ed inutili ci affliggono. E purtroppo non riusciamo a continuare tutti questi assedi, perché tra una battaglia e l'altra l'assedio non riesce a continuare. Però pian pianino speriamo di riuscire poi a conquistare. Ecco, qui abbiamo un terrificante evento invece. Leadership militare forte. Le nostre guerre recenti ci hanno portato all'ascesa di leader competenti, persino dalla classe contadina. Possiamo prosperare per le loro abilità, oppure potremmo invece rifiutarli perché dopo tutto non sono nobili. Accettarli potrebbe far indiavolare, arrabbiare delle fazioni nella nostra nazione. Se abbiamo bisogno di loro, oppure li respingiamo. Qui ci conviene forse perdere la tradizione militare, perché ne abbiamo già il massimo. È un peccato. Sono tutte una scelta brutta, perché anche la stabilità sono tutte due cose gravi.
Ogni tanto devono capitare questi eventi. È così. Ma ora è venuto il momento di salutarci. Alla prossima!